Abbiamo lanciato l'appello "La nostra terra merita di più" perché pensiamo che la nostra regione in questo momento meriti di più di quello che la politica e i poteri forti le stanno dando. L'ambiente sta venendo devastato, il lavoro è sempre più sinonimo di precarietà e la sanità purtroppo continua a essere sempre di più al servizio di pochi noti e sempre meno della salute dei cittadini. Per questo abbiamo lanciato un appello che non è la nascita di un movimento, ma è una sveglia, un monito alla cittadinanza e alla politica per chi si vuole opporre a questa giunta e a questo sistema economico, per dire si può cambiare, si deve cambiare e le prossime elezioni regionali saranno l'occasione giusta. Un Veneto che merita di più, una terra che è la nostra terra, e il messaggio lanciato dai giovani che ci hanno condiviso questo appello l'abbiamo voluto davvero accogliere con cuore ed energia. L'abbiamo fatto io assieme al consigliere Azzalina, alla consigliera Bartelli, al consigliere Ruzzante, proprio per testimoniare quella che è la necessità di uno sforzo di unità per andare a superare la politica attendista, quella che ha creato una situazione ambientale drammatica reagendo soltanto all'emergenza per il consumo di suolo, per i 644 siti inquinati, per la qualità della nostra aria. È una politica che si dimostra sempre più d'élite e che crea disuguaglianze che si manifestano prevalentemente nel campo del sociale e della sanità. Questo è il messaggio che oggi abbiamo voluto sottoscrivere e vogliamo davvero testimoniare anche noi come rappresentanza politica che sostiene l'attività e l'attivismo di giovani che vogliono far rinascere la nostra terra e non vogliono scappare da essa.